Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare un aggiornamento di mercato che riguarda, che rappresenterebbe una pazza idea di scambio con l'Inter di Marotta. Attenzione perché vi do una chicca veramente interessante per quanto riguarda il nostro calciomercato. Prima di continuare vi ricordo come sempre brevemente di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e di prestare molta attenzione perché nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di abbonarvi al nostro canale, Signor di Napoli. Avrete diversi vantaggi come sticker personalizzati con il nostro idolo Maradona, la possibilità di interagire direttamente con noi, di essere citati nei video successivi, insomma avrete la possibilità di essere i veri protagonisti della nostra redazione. Detto questo, iniziamo. Come sapete, mancano solamente 3 mesi a giugno e le piste di calciomercato già si sprecano. D'altronde è risaputo, il mercato non dorme mai. Il Napoli, in particolar modo, si sta già preparando indipendentemente da come terminerà questa stagione in essere. L'auspicio ovviamente è quello di centrare il quarto scudetto della storia e la squadra è ben concentrata su questo, ma la società ha già programma ovviamente. Il DS infatti Giovanni Manna lo fa a maggior ragione visto che la sessione di gennaio, come sapete, per sua stessa ammissione, non è andata come da aspettative. C'è da recuperare qualcosa e rinforzare la rosa come Antonio Conte richiede e si è al lavoro per questo. Infatti, dopo la cessione di Kvaratskhelia, il mercato del Napoli si è fermato a un Okafor, arrivato fuori forma, ma comunque bisogna fare i complimenti con il giocatore del Milan perché ha saputo rimettersi in forma ed adesso acquisterà sempre più spazio nella rosa di Antonio Conte. L'idea in pratica, la nuova idea, ecco, per la difesa del Napoli risponde al nome di Stefan De Vrij. Il giocatore olandese ormai veterano della Serie A ha già giocato, pensate un po', ben diverse stagioni sotto la guida del nostro allenatore Antonio Conte. L'idea di ripristinare la coppia parte da Napoli e l'idea nello specifico per compensare a una necessità dell'Inter è quella di inserire proprio lui, Giacomo Raspadori, all'interno appunto di questa clamorosa trattativa di mercato. L'Inter infatti cerca un attaccante, un ricambio all'altezza di Thuram e Lautaro e Jack Raspadori potrebbe fare al caso loro. L'idea scambio quindi c'è e ve la confermiamo anche da quello che abbiamo potuto raccogliere dalle nostre fonti e da quello che è stato confermato poi su Sport Italia da Alfredo Pedulla, ma si scontra con le intenzioni e attenzioni di De Vrij che in un'intervista rilasciata in Olanda ha ammesso, aperte virgolette, mi sento molto apprezzato all'Inter, dovrei davvero rinunciare a tutto questo per una nuova avventura? A volte bisogna apprezzare quello che si ha. Il club ha la possibilità di prolungare il mio contratto per un altro anno. Se così fosse, io sarei felice di restare. L'Inter è come una famiglia e io adoro la passione che hanno i nostri tifosi. Sono parole emblematiche le sue che non spengono, ma sicuramente mitigano l'ipotesi di scambio. Vedremo. Quel che è certo è che Conte ha chiesto il giocatore a Manna e allo stesso tempo l'Inter, che comunque si dovrà ridimensionare dopo essere passata in mano a un fondo, sì, a un fondo americano, potrebbe cogliere questa opportunità di scambio per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Quindi, signori, dentro De Vrij, fuori Raspadori. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo domani per il prossimo video. Ciao e forza Napoli!